Ciao ragazzi, brevissima anticipazione al video che andrete a vedere, è solo un piccolo estratto del video completo da cima a fonte e l'ho diviso dall'altro per non rendere troppo pesante uno e soprattutto perché questo video sarà molto particolare. Vedrete un paio di minuti di video con emozioni a salire gradualmente, scusate, e niente, buona visione. Ragazzi, non ci credo, guardate cosa sono riuscito a trovare all'ultimissima possibilità prima del ritorno. Ho trovato, no, pazzesco, 23 siamo oggi, 23 maggio, 1470-80 metri neve, incredibile. Guardate qua ragazzi, vabbè, fuori dal mondo proprio. Adesso, mamma, adesso calpesto la neve il 22 di maggio, 23 è quello che è, insomma. Che roba. E che spessore ancora. Guardate che deposito. Assurdo. Ve lo dico io, sono rimasto stupito della neve del cos'era, 10 maggio su al Monte Corno. Questa qua è roba epica proprio. Guardate che roba Tosi, è pazzesco. Guardate che nevaio che ho trovato. Cioè, mi ci butterai in mezzo, è sporca come non so cosa. Però è troppo strano trovarla a fine maggio in queste condizioni. Ma aspettate un attimo. Guardate che roba! C'è un foto della neve trovata 2 settimane fa al Giro delle Maghe, era ridicola. Qua siamo 2 settimane avanti, ce n'è un sacco di più. Ragazzi, questo posto meriterebbe un video a parte. Guardate qui che roba! Sarà spessa mezzo metro in questa... Mamma. Guardate. Cioè ragazzi, si parla di spessori di neve di a mezzo metro minimo. Ok, ci sarà l'effetto accumulo, vento, ombra e tutto, ma ah sì, c'è mezzo metro di neve qua. Cioè, non so, ditemi voi. Ok ragazzi, sono uscito dal paradiso terrestre di quel buco lì. Adesso mi incammino veramente stavolta. Ecco, adesso vi porto i foti che preferirete voi, quindi seguitemi ancora.